Le matricole dei nuovi corsi di studio del Polo Universitario di Agrigento hanno gremito l'auditorium della sede di Via Quartararo in occasione della cerimonia di accoglienza considerata una vera e propria festa, che ha visto la performance dei ragazzi di Viva la Gente, un vero e proprio segno di rinascita della sede territoriale di Unipa, dopo il funerale celebrato nel 2015 dagli stessi studenti. Presente alla cerimonia il magnifico rettore Fabrizio Micari, gli organi accademici, le autorità civili e militari e il vice sindaco Elisa Virone, la quale ha espresso la sua soddisfazione nel vedere realizzato il sogno della ripartenza dell'Università d'Agrigento, specificando anche l'impegno dell'amministrazione comunale circa la collocazione delle sedi universitarie al centro storico. Quel che il Consorzio Universitario Empedocle e la stessa Università degli Studi di Palermo auspicano è un ampliamento non solo del numero degli studenti, ma anche dei corsi di studio, escludendo il ritorno di archeologia. Sì, oggi è un giorno molto importante per il Consorzio Universitario perché non soltanto festeggiamo i neoimmatricolati, ma simbolicamente anche la festa della rinascita del Consorzio Universitario. Un Consorzio Universitario che ha faticato non poco a venire fuori da una serie di vicende, soprattutto in ordine all'aspetto finanziario, e dal 2012, dal momento in cui ci siamo insediati con la governance, capimmo da subito che avremmo gestito una fase critica, diciamo, quasi quasi di raccolta delle macerie di un consorzio universitario che ci veniva lasciato, però dopo tanti anni di sacrifici, di lotte, abbiamo scongiurato la chiusura di questo importante presidio culturale e oggi possiamo parlare di un consorzio universitario che rinasce. Il numero degli iscritti notevole che abbiamo registrato quest'anno è la conferma che appunto il consorzio universitario adesso è un consorzio universitario su cui si può contare, con un ateneo importante come quello di Palermo che eroga l'offerta formativa, e quindi oggi diciamo, possiamo festeggiare la rinascita del consorzio universitario. Un sole assolutamente augurale. Devo dire che diciamo, gli impegni che erano stati assunti, cioè quelli di riportare dei corsi di laurea numerosi e importanti, sono stati mantenuti. Adesso siamo partiti diciamo, col primo anno di 3 corsi di laurea di rilievo. Abbiamo numeri molto importanti su scienze dell'educazione, cosa che d'altra parte ci aspettavamo, numeri molto importanti su economia, siamo in una fase di decollo per quanto riguarda architettura e ambiente costruito, tuttavia diciamo, il fatto che c'è una bella ripresa, noi ci eravamo dati l'obiettivo di 200 matricole in totale, no? Tra appunto su questi corsi di laurea e non vorrei dimenticare servizio sociale, l'abbiamo raggiunto, quindi diciamo, le 200 matricole che ci aspettavamo ci sono. Questo ci rafforza, ci dà convinzione, stiamo ragionando anche sull'ipotesi di portare qualcosa di nuovo anche per il nuovo anno e queste decisioni saranno assunte nei prossimi 2 mesi. Insomma, segnali positivi, Agrigento va bene.